Due famiglie strette nel dolore alla vigilia di Natale. Un tragico destino ha strappato alla vita Sergio Casagrande, 44 anni, originario di Belluno ma residente a Sedico, con la moglie Anna de Salvador e due figli piccoli. Sergio è morto ieri pomeriggio precipitando da una falesia della palestra di roccia a Podenzoi di Longarone, dove si era recato per arrampicare in auto sicura. L'uomo è stato trovato privo di vita nella serata di ieri dagli uomini del soccorso alpino, allertati dalla telefonata di un amico che avrebbe dovuto incontrare in serata. Sergio Casagrande lavorava alla Luxottica, all'ufficio gestione e coordinamento dati dell'azienda, e amava la montagna e la fotografia. I suoi lavori restano fissati nel blog che aveva aperto e in cui pubblicava immagini di architettura, passione che condivideva con la moglie, e di paesaggi. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente, che non ha avuto testimoni. Sempre ai militari dell'Arma, in questo caso di Feltre, il compito di accertare le cause dell'investimento in cui ieri pomeriggio ha perso la vita Odilla Correnta, di 87 anni, travolta mentre passeggiava con il genero lungo la provinciale che collega Foen a Villabruna. La donna è stata investita a pochi metri dalla sua abitazione. Per l'87enne non c'è stato nulla da fare. Il genero, Marco Dalla Gasperina, di 60 anni, conosciuto in città per la sua professione di direttore di banca, è rimasto ferito e trasportato al Santa Maria del Prato. L'investitore è un automobilista di Montebelluna che è stato portato al pronto soccorso per l'alcol test di rito previsto nel caso di incidenti gravi.